Si sono chiusi ieri sera in piazza Cavour a Favara i festeggiamenti in occasione dei 50 anni dalla nascita della locale chiesa cristiana evangelica Adi. 2 giorni di celebrazione a Dio, dove il Signore ha parlato ai cuori dei credenti e non solo, servendosi del pastore di Montpellier in Francia, François Mattina. Ce qui réjouit mon cœur, c'est que... Quello che rallegra il mio cuore è che il Vangelo da 50 anni è predicato nelle città di Favara, mantenendo la sua freschezza e la sua potenza. Durante questo mio breve soggiorno ho incontrato persone che hanno sperimentato il Vangelo 50 anni fa, ma hanno ancora la stessa speranza, la stessa gioia nel Signore Gesù Cristo. Non c'è gioia più grande di quella di condividere la propria esperienza di salvezza con gli altri. Un giorno il Signore ha cambiato la mia vita ed è stato per me una gioia, un privilegio poter condividere l'opera sua con gli altri. È la mia preghiera che tutti gli abitanti di Favara possano conoscere questa pace e che la benedizione di Dio si possa diffondere in questa città. I festeggiamenti hanno avuto inizio sabato sera nella sala del Teatro San Francesco di Favara, tanti gli ospiti arrivati dalle diverse comunità della provincia. Non sono mancati neanche alcuni dei pastori che negli anni hanno curato questa comunità. Primo fra tutti il pastore Vincenzo Cuffaro, che proprio 50 anni fa sentì in cuore da parte di Dio di annunciare l'Evangelo a Favara e di aprire un locale di culto, sebbene non ci fosse ancora alcun credente. Nonostante la sua anziana età, 91 anni, il pastore Cuffaro non è mancato di evangelizzare con fervore i presenti. 2 giorni benedetti che hanno edificato i credenti e riempito dell'amore di Dio tutti quanti hanno ascoltato la sua parola. Dal 1967 a Favara c'è una testimonianza evangelica, un pastore, Vincenzo Cuffaro, dal 1967 per più di 20 anni ha curato un gruppo di credenti che anno dopo anno cresceva sempre di più e ancora oggi, a distanza di 50 anni, c'è una forte presenza evangelica in questo paese. Tanti si sono convertiti al Signore, hanno accettato la grazia di Dio, hanno ricevuto Gesù come Signore e Salvatore della loro vita. Abbiamo la gioia di continuare a predicare lo stesso Vangelo che è stato predicato 50 anni fa, ma che è stato insegnato da Gesù Cristo con la sua vita, con la sua morte e la sua risurrezione. E quindi dopo 50 anni abbiamo avuto la gioia di poter ricordare questo arco di tempo che ha caratterizzato la vita di tanti favaresi. Vogliamo gioire insieme alla cittadinanza di Favara come ancora oggi il Signore continua a fare meraviglie in tutti coloro che si affidano a Lui.